Quasi 40 tra moto e auto, i mezzi d'epoca in bella mostra in piazza Matteotti a Chiavari, con tanto di equipaggi vestiti a tema. Per il secondo anno la magia degli anni 20 e 30 ha saputo richiamare nel Tigullio tanti appassionati provenienti anche da fuori regione. Vengono da Genova, da Reggio Emilia, da Carpi e da Spezia e soprattutto anche qui del Golfo Tigullio. Che mezzi abbiamo? Qualche chicca? Abbiamo delle chicche, c'è la 501 Fiat, c'è la 508, la 509, c'è una Cadillac del 34, ci sono due pezzi rarissimi di sidecar, uno del 19 e uno del 16 e soprattutto quello del 16 era un taxi di Savona. Cosa nasconde la passione dietro alle due ruote e alle quattro ruote d'epoca? La passione di un ricordo della nostra infanzia, perché soprattutto sono meccanica diversa, cose che non si potranno più vedere solamente per merito dei appassionati, che uno può vedere queste cose qua. I mezzi, tirati a lucido e perfettamente funzionanti, in mattinata hanno sfilato per le vie di Chiavari per fare il ritorno in piazza Matteotti, dove già dalla prima mattinata sono state centinaia le persone che incuriosite si sono avvicinate alle auto e alle moto per una fotoricordo. Una manifestazione organizzata per il secondo anno dal Tigullio Motor Club, realtà che conta centinaia di iscritti in tutto il territorio. Il nostro motoclub comporta circa 600-700 soci. Poi non organizziamo solo questa, organizziamo anche la Mare Monti, organizziamo la notturna e poi facciamo delle manifestazioni, facciamo gli auguri in piazza a Chiavari, facciamo la moto Befana a Sestri, è tutta un'organizzazione di passione.